cordiale saluto a tutti i nostri telespettatori e benvenuti a questa attesissima ottava puntata della nostra trasmissione. Attesissima perché ricca di servizi. Buonasera Gianfranco. Buonasera Lorenzo e buonasera a tutti i nostri telespettatori. E allora dicevamo, ricca di servizi, non possiamo che correre. Abbiamo 3 vallelunghe. Il primo vallelunghe riguarda la Formula 2 Italian Trophy. Sì, il secondo atto di questo interessante campionato per un'attività formulistica che ha veramente tante vetture al via. Rimarremo in questo autodromo per parlare del campionato italiano prototipi. Una bella specialità che quest'anno riprende l'antico nome, Sport Prototipi. Vallelunga ancora, di nuovo per terminare, con il trofeo Abarth. Le stupende e velocissime vetturette trofeo 500 che sono proprio il passo iniziale per la velocità. Poi andremo a Triscina per parlare di karting, campionato italiano. Questo è proprio l'esordio di chi ama l'automobilismo, 99 su 100 sempre auspicabile da fare col kart. Dopodiché avremo il rally del Campagnolo, campionato italiano, rally autostoriche, più un'importante intervista di Luchi in alias Gigi Battistolli, imprenditore veneto ma soprattutto grande appassionato di rally, e ci racconterà le sue peripezie dopo l'incidente di Sanremo. E termineremo col campionato italiano velocità in salita autostoriche con la mitica Coppa della Consuma. Essendo noi una trasmissione regionale non possiamo non chiudere in bellezza con queste stupende immagini di questa gara di velocità in salita. E avremo anche un pilota importante toscano. Lo presentiamo dopo? Questo lo presentiamo dopo, lasciamo un po' di suspense. Perfetto, iniziamo con i nostri servizi. Ancora Marco Zanasi. La seconda stagione dell'F2 Italian Trophy è già nel segno del driver modenese in forza a Tomcat Racing. Dopo la doppietta all'esordio sul circuito di Monza, anche a Vallelunga è dominio assoluto per il pilota della Dallara F312. Dopo aver conquistato la pole position, per Zanasi è arrivata la vittoria in gara 1 nonostante una partenza non certo delle migliori, con Mugelli secondo allo start che rimaneva fermo passato da Piero Longhi che si lanciava al comando della corsa. La risposta del modenese però non si è fatta attendere e dopo una manciata di giri ha infilato il campione in carica della serie e si è lanciato verso la terza vittoria in altrettante gare. Per Longhi è arrivato comunque un importante secondo posto che gli consente di mantenere la stessa posizione anche in classifica generale. Il podio di gara 1 a Vallelunga è stato completato da Giorgio Venica, autore di una bellissima gara in duello con Pierluigi Veronesi. Proprio il giovane driver di HT Racing è stato protagonista di una bella rimonta dopo che al via era stato risucchiato dal gruppo. Tante le battaglie nella prima gara sul circuito romano intitolato a Piero Taruffi, con Bernardo Pellegrini che è riuscito ad avere la meglio su Viero al traguardo, così come Lattanzi su Alessandro Bracalente. Tanti però anche i contatti in gara, con Maggiulli e Milani a pagarne le conseguenze, così come Renato Papaleo e Marco Cesetti costretti ad alzare bandiera bianca. Nella seconda gara è nuovamente Marco Zanasi a trionfare sotto la bandiera a scacchi nonostante una partenza da centrogruppo a causa dell'inversione della griglia rispetto ai risultati di gara 1. Il driver di Tomcat Racing ha iniziato ad inanellare una serie infinita di giri veloci portandosi chilometro dopo chilometro a ridosso dei primi. Gli ultimi 2 scogli, Lattanzi e Venica, non sono stati un grosso problema per il modenese, che alla fine è riuscito a mettere la sua Dallara F312 ancora davanti a tutti. Secondo gradino del podio per Giorgio Venica, ormai una delle certezze del campionato, con il campione in carica Piero Longhi che si è dovuto accontentare della terza posizione, anche lui dopo una gara in rimonta resa ancora più difficile da un errore nelle prime fasi di gara. Ai piedi del podio è arrivato Bernardo Pellegrini, bravo a condurre una gara senza sbavature, così come Gianmarco Maggiulli che, partito dal fondo dello schieramento, è riuscito a risalire la china, tagliando il traguardo in quinta piazza grazie ad una serie infinita di sorpassi. Alle sue spalle il terzetto formato da Giampaolo Lattanzi, Paolo Viero ed Enrico Milani, con Bracalente e Liguori che hanno chiuso la top 10. Sfortuna e un pizzico di inesperienza per Pierluigi Veronesi, reo di aver anticipato la partenza. Il driver di HT Racing non si è accorto di dover scontare un drive-thru, venendo sanzionato con la bandiera nera. Sempre più in forma e sempre con maggiore interesse ai partecipanti, ora l'F2 Italian Trophy si sposta sul circuito di Franciacorta, dove il prossimo 13 e 14 di giugno vivrà il suo terzo atto stagionale.
Ancora una volta non sono mancate emozioni e grande spettacolo in pista nel campionato italiano Sport Prototipi al suo secondo round stagionale nell'autodromo di Vallelunga Piero Taruffi. In gara 1 Claudio Francisci sfoggia tutto il suo talento di oltre 50 anni di corse e vince dopo la penalizzazione subita da Marco Iacoboni, dominatore della gara, ma reo di una sosta obbligatoria errata. In gara 2 Davide Uboldi torna al successo dominando dal primo giro ma chiudendo poi in volata in un poker d'assi composto anche da Giorgio Mondini, Marco Iacoboni e Walter Margelli. Sul podio di gara 1 salgono anche Filippo Vita e Margelli, mentre lasciano Vallelunga a digiuno di punti due giovanissimi cosentini dal piede pesante, Danny Molinaro e Simone Iacquinta. Due giovani dal grande talento che non mancheranno di mettersi in mostra ai prossimi appuntamenti. È stato un weekend ricco di emozioni e spettacolo in pista, quello di Vallelunga, con una gara 2 condotta dalla partenza e fino alla bandiera scacchi. Davide Uboldi chiude con una vittoria il secondo round del campionato italiano Sport Prototipi, disputatosi nell'autodromo di Vallelunga Piero Taruffi. Dopo la retrocessione d'ufficio al terzo posto inflitta alle poleman Marco Iacoboni, Osella Progetto Corsa, il campione in carica ha imposto la Osella della Uboldi Corse Pata davanti a tutti con le sole emozioni nel finale, dove fino al traguardo Giorgio Mondini, Wolf Honda CN2 Best Lap, Walter Margelli, Norma Nannini Racing e Marco Iacoboni, Osella Honda CN2 Progetto Corsa hanno chiuso in un secondo e mezzo alle spalle del battistrada. Una penalizzazione di 2 secondi inflitta a Margelli per un errore alle soste obbligatorie portava poi sul podio d'ufficio Iacoboni. Sfortunate le gare di Simone Iacquinta, Norma Sport e Made in Italy Scuderia Vesuvio, costretto al ritiro dopo aver dovuto subire una incursione di Iacoboni, poi penalizzato quando occupava la seconda posizione, così come per il giovanissimo Danny Molinaro, che deve fermare la Osella della Progetto Corsa dopo aver lottato per le posizioni da podio con il più esperto Mondini. In testa alla classifica di campionato si conferma Iacoboni a quota 49, inseguito da Uboldi a -3 e Margelli a -9. Alla partenza di gara 1 sono subito scintille con le Osella di Iacoboni ed Uboldi che scattano allineate. Dopo alcune toccate di rito è il bolognese a spuntarla, guadagnando per primo l'ingresso al curvone. Uboldi deve accodarsi resistendo agli attacchi di Iacquinta, autore di un ottimo spunto al via, mentre Mondini è quarto davanti a Molinaro che scivola dalla terza posizione in griglia. Le posizioni come delineate dalla partenza non mutano fino al settimo giro, grazie all'incursione di Francisci per la quinta posizione ai danni di Molinaro. Il cosentino, in evidente difficoltà per il cedimento del traliccio all'ala posteriore, deve poi cedere anche agli altri inseguitori, mentre al nono giro si registra il primo colpo di scena con Uboldi costretto a rientrare ai box. Le soste obbligatorie riservano le successive emozioni. Mondini, terzo alle spalle di Iacoboni e Iacquinta, è costretto al ritiro per un problema al circuito idraulico dei freni. La quarta posizione inizialmente arriva nelle mani di Vita, ma il romano della Progetto Corsa non può nulla contro uno scatenato Francisci. Alla 13ª tornata il campione in carica di classe CN4 guadagna la posizione a ridosso di un podio che sembra ormai delineato. Nel finale però arrivano una sequenza di colpi di scena. Iacoboni, solitario al comando, a causa di un errore nei secondi di sosta obbligatoria ai box, viene sanzionato con una penalità che lo retrocede al quinto posto. Iacquinta, in quel momento virtualmente primo, deve fermare la sua norma per il cedimento dell'alternatore e così sul traguardo, anche se è Iacoboni a passare per primo, la vittoria è di uno straordinario Francisci davanti a Vita, Margelli e lo stesso Iacoboni. A Vallelunga uno straordinario Claudio Francisci ha così sfoggiato ancora intatta tutta la sua classe, espressa in decenni di corse, ed è ritornato al successo dopo l'ultimo conquistato nel 2003 a Misano, una vittoria, quella sulla pista di casa, tutta da incorniciare. Intanto è inaspettata, perché ci sono stati degli eventi, delle cose così, però l'importante è non mollare. Quindi la lotta è stata con gli due dietro,
cercare di prendere quello davanti, però è stato sono stati 40 minuti che poi abbiamo fatto un giro in più, oltretutto, e abbastanza faticosi, diciamo così. Però quando uno sta in lotta poi diciamo che la fatica non la sente. Il problema è che quando poi c'è l'adrenalina, uno i giri non li vede più, in questo caso i minuti, perché sei impegnato con quello di dietro, ti fanno segnalazione che stai andando bene e c'è una carica di adrenalina che ti fa venire meno la fatica. L'ho sentita ieri sera e stamattina mi fa male la spalla, ma lì per lì poi uno non la sente, insomma, questo è poi il concetto, perché se era una gara, secondo me se era una gara che stavo da solo, una cosa così mi rompevo le scatole, questo è sicuro, e ti stanchi pure di più. Francisci vanta un curriculum iniziato oltre 50 anni fa e vissuto tra autentiche leggende della Formula 1 come Hunt, Lauda o Chevert, ma le emozioni di una vittoria nello sport che si ama non cambiano nel tempo. Sono diverse per il sapore di per sé, però la vittoria fa sempre piacere. Una volta insomma uno ci teneva di più perché facevo proprio, andavo a correre da tutte le parti, andavo in giro per l'Europa, sono andato in America, insomma, però adesso è un problema di divertimento, se viene fa piacere, ma se non viene insomma è così, perché bisogna prenderla così, poi non si può prendere in modo diverso. Allo start di gara 2 Uboldi capitalizza subito la migliore posizione in griglia e si lancia al comando davanti a Molinaro e Iaquinta, che dopo aver forzato il sorpasso su Iacoboni riesce ad infilare anche l'altro rivale della Progetto Corsa al curvone, guadagnando la seconda posizione. Poco dopo Molinaro deve cedere anche a Iacoboni e Mondini con il bolognese che si lancia subito all'inseguimento di Iaquinta. Il duello è emozionante con il cosentino che riesce a gestire il minimo vantaggio. Iacoboni non ci sta e prova l'attacco al sesto passaggio sulla semaforo, ma il contatto è inevitabile, così come il drive-thru inflitto poco dopo al pilota della Progetto Corsa. Prima delle soste, la gara vede così Uboldi saldamente al comando, Mondini che sale al secondo posto e Molinaro che insegue terzo. Superate le soste ai box, il 17enne calabrese è scatenato alle spalle dello svizzero, che inizialmente resiste con grande autorità per poi subire il sorpasso. A mettere però la parola fine al duello è il ritiro di Molinaro, che arriva al 14° giro per un cedimento di un semiasse. In terza posizione si porta così Margelli, ancora una volta in rimonta e con il terzo tempo sul giro dopo Iacoboni ed Uboldi. Il finale è incandescente con un poker d'assi composto nell'ordine da Uboldi, Mondini, Margelli e Iacoboni, in testa alla gara e tutti raccolti in minimo distacco. Iacoboni, autore del giro più veloce, è scatenato e negli ultimi istanti prova anche l'attacco sulla norma della Nannini Racing, senza però riuscire nella manovra. Anche se la bandiera a scacchi saluta il ritorno al successo di Uboldi davanti a Mondini, Margelli e Iacoboni in un solo secondo e mezzo, il terzo gradino del podio arriva in realtà al bolognese della Progetto Corsa per i 2 secondi di penalità inflitti a Margelli per un errore alle soste obbligatorie. Prima vittoria del 2015, sono contento. Abbiamo avuto un problema anche al cambio al volante, ho guidato col cambio tradizionale, quindi una fatica ancora in più. Però i ragazzi sono stati bravi, hanno lavorato tutta la notte per sistemare il danno di ieri, dedico loro la vittoria e bravissimi avversari, gran campionato, poche macchine purtroppo ma a livello molto bello e complimenti a Mondini e Iacoboni che sono 2 grandi piloti. Lo spettacolo offerto dal campionato italiano Sport Prototipi torna nuovamente in pista il prossimo 14 giugno per il terzo round stagionale. È iniziato con ottimi presupposti il campionato italiano ACI Karting edizione 2015. La prima prova disputata in Sicilia sul circuito internazionale di Triscina si è presentata con una cornice di pubblico eccezionale ed una buona partecipazione di piloti, il tutto premiato da una organizzazione pressoché perfetta.
A presentarsi in Sicilia sono stati 108 piloti su 120 iscritti, con un ottimo parco partenti in KZ2, ben 46 piloti al via, e nella 60 Mini con 49 piloti. Una partecipazione limitata si è avuta invece in KF Junior con 11 piloti e in KF con 2 soli concorrenti, ma nel complesso non è certamente mancato lo spettacolo, con un agonismo particolarmente acceso soprattutto nella fase di qualificazione, ovviamente nelle classi più numerose come KZ2 e 60 Mini. In KZ2 a prendersi una bella soddisfazione è stato il pilota siciliano Massimiliano Santonocito su Tony Kart Vortex, migliore nelle manche e vincitore della prima finale, peraltro condotta con autorità, sempre in testa. Costretto al ritiro il friulano Davide De Marco a 4 giri dal termine mentre stava occupando la seconda posizione. Alle spalle di Santonocito hanno così concluso Francesco Celenta, Parolin TM, e Riccardo Longhi, CRG TM. Quarto si è piazzato il siciliano Lorenzo Scatà, CRGTM, vincendo un duello su Leonardo Fuoco, CRGTM. Sesto ha concluso Loris Spinelli, PCRTM, al termine di una rimonta dalla 17ª posizione. Fra i primi 10 si sono piazzati Mauro Simoni, CRGTM, Alessandro Cavina, PCRTM, Mirko Colombo, Maranello TM e Sauro Cesetti, Jesolo TM. È andato tutto bene, abbiamo fatto sempre delle prove mirate che sono andate bene, ieri le mance le abbiamo dominate e questa gara 1 non è stata facile perché i primi giri sono stati un po' sofferti e mi scivolava un po' il telaio, poi ho preso il mio ritmo, ci siamo stabilizzati un po' tutti e ho mantenuto la posizione fino alla fine, è andata bene. Nella seconda finale è stato invece l'emiliano Riccardo Longhi ad esprimersi ad alto livello, recuperando dalla 6ª posizione per la griglia invertita imposta dal regolamento nelle prime 8 posizioni rispetto all'arrivo di gara 1. A lasciare via libera a Longhi è stato Loris Spinelli, scattato in testa, ma poi costretto al ritiro a 7 giri dal termine. Longhi ha così preso il testimone del comando e non l'ha più lasciato fino alla bandiera a scacchi, inseguito da Santonocito, anche questi autore di una bella rimonta dall'8ª posizione. Un bel risultato l'ha ottenuto anche Sauro Cesetti, Jesolo TM, salito sul 3° gradino del podio dopo aver recuperato dalla 10ª posizione. In gara 2 nella top 10 sono rientrati altri protagonisti di questo weekend in Sicilia come Marco Pastacaldi, Tony Kart TM, quarto, seguito da Francesco Celenta, Leonardo Fuoco, Lorenzo Giannoni, Maranello TM, Federico Pezzolla, PCR TM, Davide De Marco e Pasquale Tellone, CRG TM. Dopo la prima prova il campionato KZ2 vede al comando Santonocito con 62 punti, quindi Longhi con 50 e Celenta con 42.
siamo partiti con un problema alle gomme che si è creato in gara 1 e sono riuscito a tenere un buon ritmo, sfilare subito alla partenza in seconda posizione dopo lottato con il mio avversario della Tony Kart, sono riuscito a ripassarlo e alla fine un pizzico di fortuna perché Spinelli purtroppo credo abbia avuto un problema tecnico, ho sfilato primo, ho tenuto la testa tutta la gara e finalmente una vittoria. La 60 Mini, come al solito, non ha mancato i presupposti di un bello spettacolo da parte dei giovanissimi protagonisti di questa categoria, con un totale di 49 piloti al via. Dopo aver prevalso in prova e nelle manche, il campione italiano Giuseppe Fusco, da quest'anno passato al team Baby Race su Tony Kart TM, si è giocato la vittoria nella prima finale all'ultimo giro nell'arrivo in volata, cedendo la posizione ad un altro siciliano, Biagio Ruvolo, e al suo compagno di squadra Mattia Michelotto su Energy Parilla del team Giuliano. A decidere le sorti della prima finale sono stati gli ultimi 2 giri, quando Ruvolo e Michelotto hanno attaccato la prima posizione di Fusco. Sul traguardo i tre sono arrivati praticamente insieme. A spuntarla è stato appunto Ruvolo su Michelotto e Fusco. Il quarto posto è riuscito ad ottenerlo il norvegese Dennis Hauger su CRGTM del team Gamoto dopo un duello con Leonardo Marseglia su Zanardi TM. In quinta posizione ha concluso Luca Giardelli, Tony Kart TM, davanti al siciliano Gabriele Mini, Lenzo LKE. Marseglia si è piazzato settimo. La griglia invertita nelle prime 8 posizioni non ha prodotto grandi effetti a Giuseppe Fusco, che è riuscito a proporsi subito in testa e ancora protagonista della seconda finale. Questa volta Fusco non si è fatto più riprendere, restando sempre in testa alla gara, concludendo con la vittoria davanti a Gabriele Mini e sul danese Dennis Hauger, che è riuscito ad avere la meglio su Luca Giardelli per il terzo posto sul podio. Le altre posizioni sono andate a Rocco Alberto Negro, Top Kart TM, dopo una rimonta dalla 12ª posizione, quindi a Ruvolo, Michelotto, Leonardo Papalia, Tony Kart TM, Francesco Raffaele Pizzi, Luxor TM e Leonardo Marseglia, che ha concluso al 10° posto. La classifica del campionato 60 Mini: primi Ruvolo e Fusco con 50 punti, terzi Michelotto e Hauger a 38. Nella partenza sono andato molto bene, da sesto, prima curva sono uscito 1° e ho gestito la gara fino alla fine.
I piloti della KF e KF Junior hanno corso insieme con classifiche separate. In KF il successo nella prima finale è andato a Stefano Cucco su Energy TM di Noviello Engine, mentre Jacopo Gheno su Tony Kart Vortex del team Morsicani è stato costretto al ritiro dopo appena 4 giri. In KF Junior in gara 1 la vittoria è stata ottenuta dall'autore della pole nelle prove, Alessandro Giardelli, su Tony Kart LKE, autore di un recupero dall'8ª posizione. Terzo si è piazzato Alessandro Majorana su Tony Kart TM, davanti a Danny Karenini, Evo Kart TM e Antonio Damiani su CRG Vortex. È stata una bella gara, per ieri non sono andato molto bene nelle manche eliminatorie, quindi ho dovuto partire molto più indietro rispettivamente alla gara 1. Solo che all'inizio sono partito bene, sono riuscito a superare ogni giro, superare, poi sono riuscito a superare pure il primo e ad andarmene. Nella seconda finale in KF è stato Jacopo Gheno a imporsi su Stefano Cucco, mentre in KF Junior i 3 maggiori protagonisti di gara 1 hanno dominato la scena anche in gara 2, questa volta con Colombo sul gradino più alto del podio, seguito da Majorana e Giardelli. In quarta posizione si è classificato Daniel Grimaldi Luxor LKE su Andrea Campagna Lenzo LKE, che dopo un lungo duello è riuscito a superare la giapponesina Shion Tsuchimoto su CRG Vortex. Nel campionato KF, primo Cucchi a punti 31, secondo Gheno 28. Nel campionato KF Junior, primo Giardelli con 29 punti, secondo Colombo con 28, terzo Majorana 23. Prossimo appuntamento il 7 giugno al circuito internazionale Napoli-Sarno in provincia di Salerno. È stata una gara in rimonta, partivo ultimo, però avevo il passo per rimontare, quindi ce l'ho fatta. Ho avuto un grande avversario, Stefano Cucco, è stato bravo anche lui, devo farle i complimenti e quindi dai, insomma, sono contento e basta. In gara 1 ho rotto il motore, partivo primo e sin dalla partenza ho avuto problemi fino alla rottura. E quindi partendo ultimo in finale 2 ho recuperato fino a primo. È stata una bellissima gara, ovviamente, una gara controllata dal primo giro fino all'ultimo. È successo un po' di casino, diciamo, in partenza, perché penso che un altro concorrente si sia girato davanti, ha creato un po' di casino, però comunque me la sono cavata, sono riuscito a passare subito in terza posizione, mi sembra. E niente, poi continuando su giri veloci sono riuscito ad ottenere la vittoria. Lo svedese Niklas Lilia e l'italiano Luca Anselmi si sono spartiti i successi nelle 2 gare del secondo appuntamento del trofeo nazionale AC Sport Abarth Selenia Italia, disputate sul circuito romano di Vallelunga. Lilia ha vinto gara 1 precedendo lo stesso Anselmi, che nella seconda manche si è imposto davanti a Campani.
Alla luce di questi risultati, la classifica generale del trofeo nazionale AC Sport Abarth Selenia Italia vede al comando Anselmi, seguito a sole 3 lunghezze da Lilia. Il doppio successo di Franco Cimarelli tra le Abarth 500 assetto corse riporta il pilota italiano in testa alla classifica del campionato di categoria, davanti agli svedesi Darbom e Appelquist. Già dalle prove di qualificazione del sabato si è capito che la lotta sarebbe stata circoscritta ai due principali protagonisti. Lilia conquistava la pole position girando con la sua Abarth 695 assetto corse alla media di 133 km/h. Secondo Luca Anselmi, terzo il finlandese Juuso Päijäranta, quarto tempo per il rientrante campione in carica Alex Campani. Tra le Abarth 500 assetto corse era l'italiano Cimarelli a prevalere sullo svedese Darbom. Si preannunciava quindi un bel duello tra piloti italiani e scandinavi in entrambe le categorie, con molto spettacolo nelle due manche, con i piloti delle Abarth 695 assetto corsa evoluzione che hanno girato in gara su tempi da qualifica ad oltre 130 km/h di media. In gara 1 i primi 4 in griglia riuscivano a mantenere la posizione, con Lilia che precedeva Anselmi, Päijäranta e Campani. Scalvini era autore di una buona partenza e riusciva a inserirsi nelle prime posizioni. I primi due staccavano via via gli altri e davano vita ad un duello ravvicinato, mentre Campani veniva penalizzato con un drive-thru per partenza anticipata. La lotta per il primo posto si faceva incandescente all'ultimo giro, con Lilia che con qualche rischio in staccata riusciva a precedere Anselmi sotto la bandiera scacchi. Terzo più staccato Päijäranta che precedeva Scalvini e Gioga, primo tra i gentleman davanti a Michele Monetti. Tra le Abarth 500 assetto corse era l'italiano Franco Cimarelli a prevalere di un soffio sullo svedese Joachim Darbom, con Matteo Arrigosi ottimo terzo. Solo quarto il leader del campionato Robin Appelquist. L'inversione delle prime 8 posizioni di gara 1 per formare la griglia di gara 2 rendeva quest'ultima molto spettacolare. Con l'Abarth 500 assetto corse Cimarelli partiva in pole, ma veniva superato da Monetti che lo affiancava in prima fila. Campani riusciva poi a portarsi al comando, inseguito da Anselmi, mentre Lilia concludeva terzo il primo giro. Scalvini andava in testa a coda e Gagliano usciva di pista con l'ingresso in pista della safety car. Alla ripartenza Campani riusciva a guadagnare qualche metro su Anselmi, che nel settimo giro riusciva a superare l'avversario e ad allungare. La lotta per il secondo posto vedeva prevalere Campani su Lilia e Päijäranta. Ottimo quinto Cosimo Barberini, partito in fondo allo schieramento. Molto combattuta la sfida tra i gentleman, con Michele Monetti che riusciva a prevalere di un soffio su Fischerman al termine di un duello durato per tutta la gara. Terzo posto per Severino Nardozzi. In particolare questi piloti hanno migliorato molto le loro prestazioni in seguito ad una iniziativa dell'Abarth che permette ai driver interessati di analizzare l'acquisizione dati della vettura e confrontarla con il giro ideale. Un lavoro che viene svolto con un team di professionisti di Abarth che offre anche a chi corre per divertirsi la possibilità di migliorarsi con le nuove tecnologie. Tra le Abarth 500 assetto corse ancora un successo di Cimarelli davanti a Darbom. Grazie a questo risultato, Cimarelli si porta al comando della classifica della classe delle Abarth 500 assetto corse, nella quale precede gli svedesi Darbom e Appelquist. Il prossimo appuntamento del trofeo nazionale AC Sport Abarth Selenia Italia si disputa sul circuito toscano del Mugello domenica 12 luglio e sarà valido anche per il trofeo Abarth Selenia Europa. Si preannuncia dunque un nuovo duello tra la scuola nordica e quella latina. Delle 4 gare finora disputate, 2 a Monza e 2 a Vallelunga, 2 successi sono andati allo svedese Lilia, 1 al giovane italiano Eric Scalvini e 1 a Luca Anselmi. È sempre bello tornare a vincere dopo tanto, non mi ricordo neanche quando è l'ultima volta che ho vinto onestamente, però correre qui è una pista che mi piace tantissimo e sono riuscito ad andare forte, sono riuscito a battere 2 campioni del calibro di Niklas e di Alex e per me oggi ho dato il massimo e ci sono riuscito. La nebbia non rallenta Pedro. Il campione bresciano al secolo Massimo Pedretti, nelle avverse condizioni meteo, ha paradossalmente trovato un'alleata ad aiutarlo nel dominare l'11ª edizione del rally storico campagnolo.
Rientrato in quella che per lui è una estemporanea partecipazione alla terza tappa delle CIR autostoriche, al volante della Lancia Rally 037 Gruppo B della K Sport ed affiancato da Emanuele Baldaccini, Pedro vince quasi facile la gara organizzata dal Rally Team Club, andando in testa alla classifica generale dopo la disputa della seconda PS, riuscendo a tagliare il traguardo per primo con il consistente vantaggio di 33 secondi sull'immediato inseguitore. Non le ha vinte tutte le 9 prove speciali in programma, ne ha firmate 3 ed ha permesso a Lucio D'Azzanche di far sua la prima, a Domenico Guagliardo la quinta, sesta e settima, a Nicolas Montini la ottava e infine la nona, nuovamente a Guagliardo. Il vincitore lombardo ha edificato il primato nella parte iniziale della competizione, poi ha agevolmente controllato gli avversari. Tattica perfetta, cosa che invece non è stato in grado di attuare D'Azzanche, secondo sotto la bandiera scacchi. Sì, io ci speravo tanto sulle prime prove di stamattina con l'umido, il bagnato, lo sporco, sono le mie prove, sono le prove adatte per la 037, ci siamo divertiti e siamo andati forte. Gara che non eravamo riusciti a vincere per un soffio l'anno scorso, gara che ovviamente è organizzata dalla nostra scuderia Rally Club Isola Vicentina e quindi bisognava esserci e bisognava fare di tutto per vincere. Un motivo in più, ed è anche la ragione della dedica che faccio di questa gara, al mio compagno di squadra Gigi Battistolli, Luchi, vicentino, ci teneva tantissimo ad essere questa gara, purtroppo l'incidente di Sanremo gli ha privato di questa possibilità e quindi dedico a lui questa vittoria. Ieri sera che parte dalle Alpi alle piramidi, dal Manzanato al Reno, cioè lui è uno di quelli che praticamente... Contro Pedro c'era poco da fare, anche per un divario tecnico notevole che c'è con quella macchina, bravissimo anche lui comunque, noi contentissimi, anche con il mio amico Mancuso finalmente ci abbiamo fatto fare Beppe, ci abbiamo fatto finire una gara finalmente dopo l'amarezza del Sanremo e ce la siamo meritata, direi, questa qua, veramente. Il valtellinese con un passo inferiore nella nebbia è risultato comunque incisivo e proficuo, confermandosi al secondo posto e vincente nel secondo raggruppamento con la Porsche 911 RSR, sulla quale ha fatto coppia con il piacentino Mancuso, contenendo il rabbioso attacco di Guagliardo con Granata alle note. Le condizioni meteo, la nebbia soprattutto mi ha condizionato parecchio perché io non sono per niente abituato, però va bene così. Un terzo posto è sempre un terzo posto. Ho testato una macchina nuova che aveva guidato Musti a Sanremo, mi ha dato delle indicazioni per delle modifiche, adesso l'ho provata io, va veramente molto bene, la cosa che mi interessa di più è quella. I siciliani della Highland Motorsport non sono stati perfetti come al solito, ma autori di una toccata al posteriore sinistro della Porsche 911 RSR nella prima prova, di un ritardo ad un controllo orario dopo la rottura di una colonnetta di serraggio di una ruota, ma bravi a risalire al terzo posto assoluto superando nell'ultima PS Montini e Belfiore. Il giovane campione bresciano non ha saputo imporre il suo ritmo, patendo proprio la nebbia, e poco è valso l'apporto dell'esperto navigatore valtellinese nell'aiutarlo a condurre la Porsche 911 RSR Gruppo 4 Pentacar nei colori della Piacenza Corse e difendere il podio dall'incedere finale di Guagliardo. Sesti del secondo raggruppamento sono i sammarinesi Cesarini e Gabrielli, che con la Ford Escort RS 1600 nei colori scuderia San Marino sono primi del gruppo 2 nonostante una penalità di 2 primi, concludendo davanti a Baghin con la Alfa Romeo GT Team Bassano e Rino Righi con la Ford Escort della Sandro Munari.
Quinto assoluto in gara, ma con i preziosi punteggi del secondo posto nel ranking del quarto raggruppamento, ha concluso Marco Bianchini. Il sammarinese, con la Lancia Rally 037 Gruppo B, è ancora alla ricerca del miglior feeling di guida agli alti livelli assoluti che lo avevano contraddistinto in passato. Quarto del quarto raggruppamento si è piazzato il veneto Paolo Baggio con la Lancia Rally 037, precedendo Fabio Frisiero alla seconda gara con la Audi 4 Gruppo B, Balletti e Mauro Simontacchi, che con la Renault 5 GT Turbo sta assaporando le sensazioni vincenti di un tempo, aggiudicandosi la classe J1 regolando uno Zandonà alle prese con un assetto posteriore da inventare alla sua Renault 5 GT Turbo. Distante dalle posizioni top ha terminato Tony Manfrinato con la Audi 4 Gruppo 4 di Zivian. Avvincente è stata la sfida nel terzo raggruppamento. Non appare una esagerazione definire strepitoso l'andar di Tiziano Nerobutto in coppia con Luigi Cavagnetto. Il trentino, con la Volkswagen Golf GTI Gruppo 2, ha tenuto il comando di gruppo sino all'ultimo impegno cronometrato, dove la rottura del freno a mano gli ha impedito di terminare davanti a molti. Ad aggiudicarsi il terzo raggruppamento è stato così l'inossidabile Federico Ormezzano, in coppia con Betty Tognana, al volante di una Talbot Lotus tornata nella piena efficienza, della quale il biellese ha sfruttato tutta la potenza. Al secondo posto di categoria, per un solo decimo dal piemontese, hanno chiuso Roberto Montini ed Erika Zoanni con la Porsche 911 SC Piacenza Corse, precedendo sul traguardo lo sfortunato Nerobutto. Successo tutto siciliano anche tra le vetture più datate del primo raggruppamento, grazie alla vittoria conseguita da Marco Savioli ed Alessandro Failla sulla BMW 2002 Ti Pegaso Corse. Hanno preceduto al traguardo i biellesi Rimoldi e Mantovani, autori di una lieve toccata nel primo tornante della Recoaro 1000, affrontato con le gomme fredde. Terzi del primo raggruppamento hanno concluso gli spettacolari Stevan e Cavazzuti a bordo della Fiat 125S, che hanno preceduto Giuliani e Sora su Lancia Fulvia HF e primi della 1300. Vittoria al fotofinish nel trofeo A112 Abarth, che premia i veronesi Franco Beccherle ed Emanuele Dal Bosco, i quali hanno la meglio per 6 e 6 sui trentini Alessandro e Francesca Nerobutto. Terzo l'altro equipaggio trentino formato da Matteo Armellini e Luca Mengon, che festeggiano il primo podio di trofeo. Sono molto contento perché, come dicevo prima, una gara tutta nuova, una gara reinventata, è andata alla meraviglia. Abbiamo avuto un successo straordinario, abbiamo avuto pubblico dappertutto, tu stesso hai visto anche il riordino di Schio, che è la new entry, guarda, non so cosa dire, una meraviglia. E questo era il Rally Campagnolo. Abbiamo detto che avevamo una chicca. Sì, legata a questo evento. Grazie a un grande favore di un collega, Enzo Branda, responsabile stampa per AC-Sport del campionato italiano Rally Autostoriche. Abbiamo un'intervista esclusiva fatta a Luchi, alias Gigi Battistolli, che nel recente Rally di Sanremo purtroppo è stato protagonista di un incidente che gli ha anche dato qualche problema fisico. Tutto è passato e adesso praticamente in questa intervista Gigi ci racconta come è successo e quello che farà. Parliamo del Rally di Sanremo. Anzitutto ti vediamo e ne siamo contenti, Gigi. Sì, parliamo del Rally di Sanremo, era un rally che a me è molto caro, e poi per una sommativa di problemi, tra cui un ammortizzatore scoppiato a una prova precedente, e poi un problema anche mio di dover adattarmi a una situazione della vettura che era prevedibile, quella famosa botta che mi ha relegato a una convalescenza che spero si concluda presto. Come stai adesso, anzitutto te e la Fabrizia? Io sono ancora alle prese con una vertebra
fratturata soprattutto quella in mezzo alle scapole, un recupero della vertebra rotta lombare. La Fabrizia invece credo che abbia già recuperato tutto, è già lì che scalpita perché non vede l'ora di salire in macchina, quindi dicono che le donne guariscono molto prima e Fabrizia ne è un esempio. Sei in piazza davanti al municipio di Schio, nella tua Vicenza, in provincia di Vicenza. Ti manca qualcosa? Sì, mi manca sicuramente una macchina, perché l'ambiente, i colleghi che corrono, gli amici, voi tutti ci siete, e quindi l'unica cosa che è singolare per me è essere qui a rilasciare questa intervista da convalescente piuttosto che essere in macchina a combattere per una vittoria che ho mancato nei 2 anni precedenti. Cosa manca invece alla Delta per darti quella competitività che ti ha dato la Lanciarelli o la Strato o la Ferrari? C'è Rudy che come al solito fa lo spiritoso. La Delta deve crescere, abbiamo fatto soltanto 2 gare, abbiamo dei cerchi ancora piccoli rispetto a quello che vorrebbe la vettura, e quindi speriamo che nel futuro o la Pirelli o la Michelin facciano delle gomme per i cerchi da 17 in modo da montare i cerchi più grandi, avere più sviluppo a terra e delle gomme più larghe. Questo io credo che sia la cosa che oggi manca alla Delta. Se dovessimo fare una previsione, quando è che ti vedremo nuovamente con la tuta, casco e in un abitacolo? Io credo che sarà fra 1 mese e mezzo, però io spero molto di esserci in Grecia. Quindi è un appuntamento ai tuoi tifosi italiani sulle strade italiane? Sulle strade italiane io credo che sarà a metà del mese di giugno sicuramente. Ed ora siamo arrivati all'ultimo servizio di tutto il nostro blocco, riguarda il campionato italiano velocità in salita autostoriche. Sì. La mitica Coppa della Consuma, la seconda delle 3 gare sul territorio toscano, e effettivamente vedrete delle immagini che non possono non piacere. C'è di tutto, c'è velocità, c'è cultura, c'è il fascino di queste vetture da altri tempi. Per comprendere tutto mi sembrerebbe in questo caso il caso di dire sentiamo e vediamo. Vediamo, ovviamente. Il campionato italiano velocità salita autostoriche è rimasto in Toscana per il secondo appuntamento stagionale che si è svolto alla 51esima Coppa della Consuma, la competizione organizzata dalla Rogello Motorsport praticamente alle porte di Firenze. Stefano Di Fulvio, portacolori del Team Italia su Osella PA 990 BMW da 2500 cc di quarto raggruppamento preparata dalla Di Fulvio Racing, ha ottenuto il miglior tempo in assoluto alla 51esima Coppa della Consuma. Il 27enne abruzzese ha fatto fermare il cronometro sui 3 minuti 35 secondi e 74 centesimi sul difficile e tecnico tracciato toscano, andando subito a segno con la biposto preparata dalla Factory di casa al suo debutto stagionale. Sono molto soddisfatto, oggi è andata come volevamo, ieri abbiamo risparmiato una manche di prova perché eravamo contenti dei riferimenti che abbiamo preso lungo il percorso, è uscita una bella prestazione. Più di tanto non ho rischiato perché comunque sapevo di riuscire a mantenere un po' di distacco utile per vincere, però è andata bene, sono contento, abbiamo fatto un bel lavoro e ringrazio papà Luciano che è il pilastro della Di Fulvio Racing, quindi contentissimo. Anche del podio di Simone, mio fratello, che alla sua terza gara è riuscito a quasi lottarsi la seconda posizione, quindi siamo veramente molto contenti. Weekend positivo. Sul podio del quarto raggruppamento, con il secondo e terzo tempo in ordine assoluto, sono saliti rispettivamente il siciliano Salvatore Totò Riolo, portacolori in salita della scuderia Bologna Corse, alla prima stagionale sulla rivisitata Stenger BMW, oltre al 24enne Simone Di Fulvio, fratello di Stefano, e soltanto alla sua seconda gara con la Osella PA 990 con motore BMW da 2000 cc.
Prima di questa gara non c'è stata possibilità di provarla perché la macchina è venuta finita il mercoledì, poi giovedì si doveva partire. Abbiamo deciso lo stesso di venire per onorare questa gara che è veramente splendida, non avendo corso la prima gara di campionato ci siamo affrettati ad arrivare alla seconda. La prestazione di oggi è stata un qualcosa di incredibile, considerando che è la seconda gara che faccio con questo mezzo, prima correvo con una Lucchini, però devo dire che comunque sono serviti tantissimi consigli di mio fratello Stefano, che mi ha permesso oggi di poter sfruttare al massimo il mezzo. Sotto il podio di raggruppamento ed anche con il quarto tempo assoluto ha concluso la competizione il bravo driver toscano Uberto Bonucci, che ha chiesto e ottenuto molto dall'Osella PA 990, ma sportivamente ha riconosciuto i meriti degli avversari. È una gara molto bella, difficile per me, e questi giovani vanno troppo forte per me, per il mio carattere, però sono stati molto bravi. E poi che dire, io ce l'ho messa tutta e è andata così. Top 5 di categoria ed anche assoluta completata da un'altra Osella PA 990, quella dell'incisivo pisano Piero Lottini. In terzo raggruppamento successo squillante del fiorentino Mario Fagioli su Osella PA 5, con cui il driver e preparatore, oltre che papà del pluricampione Simone, ha trovato un perfetto feeling con il tracciato di casa, nonostante una noia elettrica sulla linea del via. Contento, io sono nato in questa zona qui, che la strada la conosco molto bene. È una bella gara, anche se l'hanno accorciata, ma è sempre bella, e ho trovato anche una bella organizzazione, bella, precisa, sono contento, molto bene. A pochi centesimi da Fagioli il vincitore del secondo raggruppamento, un altro esperto fiorentino, Giuliano Peroni, anche lui su Osella in versione PA3 BMW, che reduce dal successo a Camucia 2 settimane prima, mirava a battere l'amico e rivale. Contento, una bellissima gara, io ho la mia macchina e gli voglio tanto bene, anche questa volta mi ha portato su. Sono un pochino dispiaciuto per 24 centesimi, Mario Fagioli mi sta davanti, però è un altro gruppo, insomma siamo andati bene tutti e due, contenti. A Tiberio Nocentini e l'agile Chevron B19 con motore Cosworth che ben si è adattata allo scorrevole percorso il primo raggruppamento. Tra le biposto di quinto raggruppamento il miglior tempo lo ha ottenuto il biellese Roberto Burati su Van Diemen RF79, spinta da motore Ford, di cui il driver piemontese ha usato l'agilità per respingere gli attacchi della concorrenza anche con più cavalli. Sono molto contento, anche se non sono riuscito a migliorare il tempo della prova di ieri, che ho fatto 2 o 3 piccoli errori, però sono molto contento, la gara è bellissima. Dà tanta soddisfazione. La macchina va bene, per cui sono contento. La macchina è molto prestazionale, questa strada è veramente meravigliosa e questa macchina si adatta molto a questo tipo di percorso. Nonostante non sia potente come altre macchine che ci sono in questa gara, anche delle Sport Prototipo, si difende veramente molto bene perché ha una maneggevolezza elevatissima. E in questa strada che bisogna conoscere molto bene, io l'ho fatta anche tantissimi anni anche con altre macchine, è fondamentale proprio la maneggevolezza della macchina e la reattività, quindi sono riuscito evidentemente a trovare una buona messa a punto per questa gara e di conseguenza è venuto sia il risultato che il tempo. Tra le auto moderne ammesse alla corsa, miglior prestazione per il driver di casa Simone Sartoni su Renault Clio Super 1600. In quarto raggruppamento nella lotta di classe SN 2005 ha avuto la meglio il piemontese Paolo Cantarella sulla Osella PA10, che si è preso la rivincita sull'amico e rivale Claudio Conti su Lucchini SN, vincitore a sua volta a Camucia 2 settimane fa. Proprio Cantarella, presidente della commissione auto storiche ACI, ha commentato la sua gara, ma ha anche sottolineato il volano che le auto storiche rappresentano nel panorama sportivo nazionale e non solo. Beh, diciamo che come pilota questo weekend sono più contento di 2 weekend fa, dove sono arrivato secondo per poco, adesso sono arrivato primo per poco, e questo è lo sport, quindi questa è una gara molto impegnativa, molto divertente, molto veloce, sono molto contento. Abbiamo una situazione molto interessante sia in Italia sia in Europa. Le auto storiche hanno resistito meglio delle auto moderne alla crisi economica, anche perché le auto storiche mantengono nel tempo la loro competitività, quindi effettivamente tenerle in gara costa meno.
hanno resistito bene, stanno andando bene i rally. Oggi questo weekend c'è il Rally Campagnolo che ci sono moltissimi iscritti, quindi siamo contenti. Sul podio di terzo raggruppamento, dietro la biposto di Fagioli, sono salite 2 vetture turismo, la scattante Fiat X19 del giovane toscano Alessio Pacini, che ha tagliato il traguardo con il cambio bloccato, precedendo l'ottimo perugino Massimo Vezzosi, sempre molto incisivo con la BMW 2002 Schnitzer, molto a suo agio sul tracciato. Anche in secondo raggruppamento in primo piano le autoturismo, dietro l'osella del vincitore Peroni come la Porsche Carrera RS dell'aggressivo piemontese Guido Vivalda, che ha dato il massimo alla sua prima volta sul tracciato fiorentino, perfettamente coadiuvato dalla supercar di Stoccarda. Stessa vettura per l'emiliano Giuliano Palmieri, ancora un po' in debito di familiarità con la nuova per lui Porsche Carrera. Sotto il podio i protagonisti della classe 2000, Fosco Zambelli sull'Alfa Romeo GT-AM 1750 con cui ha contenuto gli attacchi del siciliano di Bologna Salvatore Asta su BMW 2002. Nel primo raggruppamento Se Nocentini con la Chevron l'ha fatta da padrone, il piemontese della scuderia Pegaso Mario Sala ha fatto sentire bene il ruggito della bella e generosa Porsche Carrera 906, salendo sul secondo gradino del podio davanti a Angelo De Angelis sulla Nerus biposto S. Per il quinto raggruppamento, quello riservato alle monoposto, alle spalle del vincitore Buratti si sono classificati Marco Buffoni con la Fiat F Abarth e l'umbro Aldo Panfili su Formula Italia. E dalla velocità in salita autostoriche torniamo ai rally. Dicevamo poc'anzi di avere come ospite un pilota, lo confermiamo, molto importante, toscano e non soltanto toscano, pensiamo, guardando un po' al futuro, che varcherà con facilità i confini della regione. Si tratta di Rudy Michelini. Un pilota che racchiude l'essenza stessa dell'equipaggio rally. Partito come navigatore e poi assunto a pilota facendo il classico salto di sedile. Come dicevamo, un ospite importante quest'oggi, si tratta di Rudy Michelini. Buonasera Rudy. Buonasera. Classe 1978, lucchese, abita a Pescia, è celibe? Sì, no, effettivamente ora convivo da qualche anno e ho un figlio di 8 mesi. Alto 1,90 per 83 kg di peso, è un impiegato commerciale, pratica anche altri sport, sci, running, palestra, il suo cibo preferito è la pizza ed è un bevitore di spuma. Eh sì, tutto perfetto. Quello che colpisce è l'approccio alle gare che ha il nostro Rudy, si parla di un atleta attento ad ogni dettaglio. No, vabbè, io ho iniziato nel rally, mi sono avvicinato nel 97, la prima mia gara, e ho fatto 3 anni da navigatore, circa 30 gare da navigatore. Poi la passione era tanta e ho visto che insomma mi piaceva anche stare a sinistra, ho provato a guidare e effettivamente mi è piaciuto di più e da lì non sono più sceso dalla parte del pilota. Il tuo navigatore ora è Michele Perna, sì. Dici qualcosa di lui? Michele Perna, ormai corriamo insieme dal 2008, abbiamo vinto diverse gare sia nazionali che qui di zona che nazionali a livello italiano. E niente, ho un feeling molto importante con lui, quindi finché diciamo non ci sono altri fattori che ci separano continuerò sicuramente con lui. Hai debuttato nel 99 nel rally sprint della Garfagnana su una 1,70. Sì, come pilota sì, nel 99 con 1,70 e poi di lì, come dicevo prima, non sono più sceso dal sedile di sinistra. Vediamo se i miei dati sono aggiornati. 118 gare disputate, 22 podi, una media gare in un anno 8. Poi abbiamo 11 vittorie assolute, 3 secondi posti assoluti e 8 terzi posti. Sì, sono dati aggiornati, questi però logicamente 118 sono le gare che da pilota, più ci sono 30 gare che ho fatto da navigatore. Non possiamo guardare tutto il palmarès perché ci metteremmo 2 ore, comunque guardando soltanto il 2014, cioè avvicinandoci alla stagione scorsa praticamente rispetto a ora, quinto assoluto al Rally del Ciocco, campionato italiano, sesto assoluto al Rally di Sanremo, secondo assoluto al Rally Val di Nievole, vincitore del Città di Pistoia sempre 2014, terzo assoluto al Rally del Ciocchetto. Sì, più forse lì manca che ho vinto anche il Rally Città di Lucca.
Bene, aggiungiamo dunque il Rally Città di Lucca, quindi è stato un anno particolarmente intenso. Sì, diciamo che lo scorso anno è stato particolare perché abbiamo fatto il debutto mondiale della Citroën DS3 R5, grazie a Citroën Francia, abbiamo avuto questo onore e abbiamo fatto l'esordio al Rally di Sanremo. Mi hai preceduto, io ci volevo arrivare per gradi, quindi farei un passo indietro, così ci torniamo con particolare attenzione. Tu hai utilizzato nell'ordine dal tuo debutto ad oggi una Peugeot 106, poi una Rover MG, Renault Clio, Subaru Impresa, Mitsubishi Lancer, Toyota Corolla, Peugeot 207, Fiat Punto Abarth S2000, poi la Ford Fiesta ed eccoci alla Citroën C4 VRC, Ford Focus VRC e quindi alla vettura che hai portato al debutto mondiale, quindi volevo dare la giusta rilevanza a questa Citroën DS3 R3 R5 della Procar di Pistoia. Sì, l'R5 è una nuova macchina che sono uscite 2 anni fa. Citroën è andata un po' in ritardo confronto a Ford e ha fatto l'anno scorso il debutto e ho avuto l'onore di debuttare io a livello mondiale con questa vettura qui a Rally del Sanremo. E quindi dal 2014 ad oggi ti stai dedicando proprio a mettere a punto quest'auto e al rapporto tra te e quest'auto? Sì, l'anno scorso è stato un anno un po' difficile perché la macchina era molto, diciamo, un po' indietro con lo sviluppo, era molto acerba, quindi grazie anche all'aiuto di Citroën Sport abbiamo diciamo, messo a punto su diversi settori, assetto, motore, la vettura e diciamo che ad oggi risulta veramente competitiva e a livelli molto alti anche in classifica contro le VRC. E ti fa pensare a buoni margini ancora di miglioramento per il futuro? Sì, sicuramente, la macchina sicuramente ha ancora dei margini di miglioramento. Ora diciamo che a livello mondiale penso che ci siano più già circa 15 DS3, quindi tutti insieme portano know-how per migliorare la macchina. E veniamo a questa stagione che è partita bene, ancora ci sono tante gare, naturalmente dovrà proseguire, se così possiamo dire, ancora meglio. Secondo assoluto al ciocco contro tanti big italiani, stesso risultato all'Elba, VRC, contro tante auto più potenti, possiamo dire così? Sì, io ho iniziato quest'anno a Rally del Ciocco, che fa parte della prima gara del campionato italiano, purtroppo per diversi motivi sia lavorativi che di famiglia non ho potuto partecipare, continuare nel campionato italiano, quindi ci siamo orientati, io e Michele insieme alla Procar Motorsport di Pistoia, di partecipare a questo campionato che si chiama IRC Cup. È un campionato molto importante a livello nazionale che dà molto prestigio anche ai piloti. Molto combattuto, però purtroppo in questo campionato qui partecipano le VRC che sono una classe di vetture più potente della mia, quindi per l'assoluta bisogna incontrarsi con queste vetture che hanno molti più cavalli e non solo, diciamo nel complesso è una macchina molto più veloce e competitiva. Quindi come dire, bisogna spingere al massimo e mettere lì in campo tutte le proprie doti. Quali sono le tue doti? Secondo te? Ma diciamo la prima che ho diverse gare alle spalle, quindi con diverse tipologie di vetture, già del VRC, il gruppo IN, alle kit, quindi sicuramente mi hanno aiutato a essere diciamo più completo possibile e siccome sono gare abbastanza lunghe conta tanto anche la concentrazione, il feeling che hai con il navigatore, con la squadra e poi logicamente anche il piede, quindi diciamo che sono più fattori messi insieme. Tu sei, lo si percepisce, un pilota calmo, appunto concentrato, hai adoperato questa parola più volte, che come dire, vede tutta la sua gara davanti. Sì, questo grazie soprattutto anche al navigatore, perché il navigatore diciamo oltre a leggere le note serve in macchina per dare un aiuto, calmarti nel momento che vede che il pilota esagera oppure spronarti nel momento che il pilota vede che un po' si addormenta, fra virgolette. Quindi io ero un tipo all'inizio molto agitato quando ero in macchina e grazie a Michele però siamo riusciti a raggiungere una concentrazione ottimale. Quindi compensativo, no? Il rapporto... Ah, sicuramente, sicuramente. Prossimo impegno? Prossimo impegno, Rally del Taro fra 2 settimane. Il 30-31. Speranze.
Ma la speranza, il nostro obiettivo primario è quello di vincere la classe, l'R5, e poi vedere, insomma, venisse anche un risultato tipo l'Elba, anche nell'assoluta montare sul podio, sarebbe molto alla grande, anche perché, come dicevo prima, le VRC sono macchine di un'altra categoria, quindi difficile stare lì con loro. Questa Citroën come gommate, che rapporto hai con queste gomme? Ma quest'anno montiamo Pirelli, e ho un ottimo rapporto con la Pirelli Italia, il quale ci ha dato tanto aiuto anche a livello di sviluppo per raggiungere certi obiettivi, logicamente. La Procar di Pistoia si sta impegnando molto con te. Sì, la Procar di Pistoia penso che non occorra presentarla, la conoscono ormai tutti a livello nazionale e anche internazionale. È stata una squadra che è stata ufficiale Subaru, poi ufficiale Citroën, ultimamente è stata anche ufficiale Abarth, quindi diciamo che è una delle migliori squadre che c'è in Italia. La vittoria più bella? La vittoria più bella, l'Appennino Reggiano con la VRC, con la Focus. Diciamo che è stata una gara un po' particolare perché dovevamo correre con la C4, poi ci sono stati alcuni problemi col team, siamo riusciti a trovare la Focus, che poi era della Procar Motorsport, portata il giorno prima della gara, mai provata, e abbiamo vinto l'assoluto contro dei grandi piloti. E dei tanti sogni nel cassetto che senz'altro hai, quale può essere uno che è particolarmente importante? Ma io diciamo che sono già soddisfatto di quello che abbiamo fatto fino adesso, ma diciamo la cosa più bella sarebbe vincere una gara del campionato italiano. Ancora qualcosa, ma siamo addirittura d'arrivo. È stato presentato il programma di ACI Team Italia che riguarda i giovani piloti. Tu non vi rientri più? No, io no, sono vecchio per la specialità. Vecchio tra virgolette, sì, comunque vabbè. Cosa pensi? No, io penso che era ora, perché effettivamente l'ACI Team Italia è una cosa che doveva uscire secondo me già qualche anno fa, perché come le altre federazioni a livello internazionale sono già presenti da diversi anni su questa cosa qui, quindi ed ora, sebbene accetto e sono contento che diversi piloti italiani abbiano questa possibilità di poi crescere a livello mondiale. Poi in qualche modo testimonia la vivacità del settore. Sì, sicuramente dà lustro al rally, alla specialità, perché riuscire a vedere un pilota correre nel mondiale italiano sicuramente dà tanto lustro alla specialità, come dicevo. Benissimo, ci salutiamo qui e in bocca al lupo allora per le prossime. Grazie e crepi il lupo. Allora Gianfranco, che impressione ti ha fatto il nostro pilota? Rudy Michelini lo vedrei bene come pilota, ma al di fuori di quelle gare solo e esclusivamente sul territorio toscano. Sono convinto che potrebbe essere un pilota inserito nelle posizioni, nei primi 10 in Italia. E questo speriamo che avvenga, lui continuerà l'attività, abbiamo visto che è molto attento come approccio a tutte le gare che conduce, insomma, come dire, è un trend a salire. Sì, perché purtroppo, come spesso succede, ruba il tempo al lavoro per trovare quei momenti per divertirsi correndo. Per quanto riguarda il calendario, e siamo addirittura d'arrivo, nel prossimo numero diciamo che la farà da padrona, avremo anche altri servizi e altri ospiti naturalmente, però la farà da padrone il rally del Salento, che tu conosci bene. Una bella gara, sì, che si svolge su un percorso in asfalto abbastanza inusuale, perché è molto stretto, si corre nelle vicinanze del mare e soprattutto sia a sinistra sia a destra ci sono quasi sempre muretti a secco di sassi, un classico delle stradine dell'entroterra pugliese. Bene, e siamo al momento dei saluti, ma Gianfranco, senti, perché si passano delle notti in officina a mettere a punto tutte le fasi del motore, la mappatura, no? Dicevamo, la mappatura, insomma, perché lo si fa? Indubbiamente lo si fa con un solo punto d'arrivo, che è migliorare le prestazioni. Che tradotto però vuol dire? Passione. Solo per passione.